Ma se io vi dicessi a pasta con crocchè patane, voi che pensate? Dice Maria, ma tu fai in da pizzeria i crocchè, voi fai pure un coppa pasta. Pigliate carta e penna, venite a presa a me. La caccavella è pronta, una bella padella antiaderente e ci mettete una bella pezzetta di burro dentro. Insieme al burro, a noi, una bella frangata di prosciutto cotto. È facile da rosolare, tanto bello. Rosolate tanto bello prosciutto cotto e burro, e la caccavella e mettete la spaltata. Nel frattempo mettete l'acqua dopo il fuoco, acqua e sale. Appena bolle ci buttate qualsiasi tipo di pasta voi vi piace, basta che sia una pasta corta, piccola. Io ci butto forse i rigatoni e rigatoni ho fatto, ecco qua. Ho ripreso la caccavella, l'ho messa sul fuoco con il prosciutto e il burro, ci ho messo un po' di dado di prezzemolo che ci fatti, un cubetto e ci vado a buttare i rigatoni dentro. Mo pigliate una bella schiacciapatana perché le patate le avevo già allestate, scaurate in precedenza. Ci vado a spremere tutto quanto, guardate, nella pasta. Oh, faccio vedere. Viene troppo bello, viene una cremina di patate. Aspettate. Ho visto i cubetti di prezzemolo come si sta sciogliendo bene, guardate che bella crema. A tutto il misca Francesco che ho fatto ci metto anche un po' di fior di latte. Così, fondate, baci i chiuso. Aggiungo una bella mangiata di parmigiano, come diciamo a Napoli, una bella brancata e un po' di pane grattugiato. Ecco qua. Guardate che squisitezza, guardate. Maro, guardate qua, com'è bello, mamma, troppo saporito. Voi se volete potete aggiungere anche un po' di pepe, ma guardate qua, queste delizie, assaggiamo. E mo, buon appetito a tutti quanti. E se volete il crocchè di patate originale venite in pizzeria e voi venite a mangiarla.